un luogo nel cuore del Veneto dove antichi vulcani dormono da milioni di anni, sotto un manto di boschi, vigneti e sentieri silenziosi, i Colli Euganei non sono solo un paesaggio, sono un'esperienza, un viaggio nel tempo geologico, nella storia monastica, nella poesia di Petrarca, ma soprattutto sono una destinazione perfetta per chi ama lo sport sostenibile e vuole viverlo a contatto con una natura sorprendente. Siamo all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei, il primo parco regionale del Veneto istituito nel 1989, un territorio di oltre 18.000 ettari che abbraccia 15 comuni e offre un'incredibile varietà di ambienti da esplorare a piedi, in bici o a cavallo, anche con un paio di scarponcini e tanta voglia di scoprire. È un parco che è stato istituito dalla Regione Veneto per identificare una zona geomorfologica di grandissima importanza, perché è una zona vulcanica nata circa 35 milioni di anni fa, e questo appunto per preservare questo nostro territorio, che ha come peculiarità il paesaggio, la natura e la biodiversità, ma anche molti altri aspetti da conservare, da tutelare e da salvaguardare. Allora, indubbiamente, come dicevo, il nostro primo punto di forza è sicuramente il nostro paesaggio, la nostra natura, la nostra biodiversità. Noi siamo anche partecipiamo, diciamo, da molti anni al progetto Rete Natura 2000 per la tutela degli habitat, della flora e della fauna, quindi sicuramente la biodiversità è una biodiversità ricchissima che è unica al mondo. Abbiamo circa 1800 specie di vegetali, una fauna ricchissima, ma non è solo natura, non è solo paesaggio. Il nostro parco è anche un immenso patrimonio storico, artistico, culturale, perché i Colli Euganei sono in buona sostanza un museo all'aperto, un museo di natura e di testimonianze storiche che vanno dal Paleolitico all'età romana, dal Medioevo all'età rinascimentale, con testimonianze che sono raccolte nei numerosissimi musei. Siamo poi il più grande stabilimento, il più antico stabilimento termale di tutta Europa, e tantissimi visitatori, tantissimi turisti vengono qui per curarsi, per rilassarsi con queste acque salso-iono-bromiche che scorrono dalle Alpi per circa 25 anni per arrivare qui a una temperatura di 40 gradi, quindi sia per quanto riguarda la salute sia per quanto riguarda i relax, il nostro parco è veramente uno dei fiori all'occhiello di tutta Italia. La rete sentieristica del parco si snoda per oltre 200 km e offre percorsi per tutti i livelli, dai camminatori occasionali agli escursionisti esperti. Il Cammino Laudato Si, ad esempio, è un itinerario spirituale e naturalistico che attraversa i luoghi simbolo del parco. Il Sentiero del Monte Venda, invece, è una sfida più impegnativa che regala scorci mozzafiato tra boschi di castagno e ruderi medievali. Gli amanti della mountain bike trovano nei colli un vero paradiso. I percorsi si sviluppano tra saliscendi panoramici, tratti tecnici su fondo naturale e sentieri immersi nel verde. Il biciparco dei Colli Euganei è una rete dedicata al cicloturismo, perfetta anche per famiglie, con punti di ristoro e segnaletica ben curata. Per chi cerca un rapporto più intimo con il paesaggio, ci sono i percorsi a cavallo che attraversano vallate e crinali con una lentezza che invita all'ascolto. E per chi ama l'adrenalina, il parco offre falesie naturali per l'arrampicata sportiva, in particolare nelle zone di Rocca Pendice e Monte Pirio, veri santuari per climbers di ogni livello. C'è spazio anche per chi preferisce la contemplazione attiva. Il golf immerso nella natura è praticabile nei pressi di Galzignano, in un contesto paesaggistico tra i più suggestivi della regione. Sì, gli sport principali che vengono praticati nel nostro territorio sono sicuramente la camminata e soprattutto gli amanti della bicicletta che è molto molto praticata, insomma, sia la bici normale sia la mountain bike. Insomma, abbiamo veramente
tra cui ecco una delle nostre peculiarità è l'anello E2, l'anello dei Colli Euganei, che è un anello di circa 70 km che circumnavigano tutte queste 100 alture del nostro territorio. Quindi, ma non solo, si può praticare anche la roccia, l'arrampicata, molto famosa la palestra di Roccia della Rocca Appendice, dove tutti i fine settimana gli amanti dell'arrampicata insomma si cimentano in queste pareti che sono veramente mozzafiato. Il Parco dei Colli Euganei in particolare si trova nel cuore della nostra regione, è un parco che ospita ben 80.000 residenti e che vede un distretto termale unico a livello europeo e assolutamente d'eccellenza, insieme a delle produzioni enogastronomiche di assoluta qualità. Sì, la regione del Veneto è una regione che ha una forte propensione anche all'attività sportiva, a tutti gli sport outdoor, e per quanto riguarda il nostro territorio i parchi sono delle vere e proprie palestre a cielo aperto. Quando pensiamo a tutte quelle attività che vanno dalla bicicletta al trekking a tutto ciò che è collegato all'outdoor, non possiamo trovare dei territori migliori e più belli rispetto ai nostri parchi, e questo per noi è uno stimolo anche per far sì che attraverso la visitazione dei parchi ci sia la promozione dei territori e la promozione del circuito turistico. Con le bici è possibile esplorare liberamente, noleggiandole, l'area del Parco Colli attorno su ciclabili che sono pianeggianti, oppure per chi vuole fare più fatica o scorgere qualche bel panorama, salire all'interno verso la parte centrale. Abbiamo la possibilità anche con qualche mappa di offrire delle idee per poter visitare alcuni posti particolarmente suggestivi. Poi facciamo anche degli eventi con il cicloturismo e l'escursionismo. Ogni settimana usciamo sia nel feriale che spesso anche nel festivo per poter esplorare la nostra zona e scorgere e scoprire alcune bellezze sia naturalistiche che storico-culturali che la caratterizzano, su posti più conosciuti, ma anche ci piace entrare un po' più all'interno su posti meno conosciuti da andare appunto a scoprire. Poi siamo attivi con la didattica ambientale, con i bambini dai più piccoli, del nido, dell'infanzia, fino alla primaria e alla secondaria di primo e secondo grado, con attività di due tipologie: outdoor, quindi il nostro obiettivo è proprio quello di portare sempre più bambini e ragazzi all'interno della natura e per cercare di scoprire elementi che sono quelli della flora, della fauna, le tracce degli animali, la storia che caratterizza la nostra area, e quindi questo è proprio il nostro obiettivo, e stiamo vedendo che la numerosità delle scuole è in continua richiesta e salita, perché proprio sono attività che vengono ricercate. E poi facciamo anche, in particolare con la stagione più fredda, delle attività all'interno delle scuole, dove andiamo a portare quello che è presente nell'ambiente all'interno delle classi attraverso dei laboratori o degli interventi. Poi abbiamo le tende sospese, che sono da 2 e da 3 posti, sono delle tende con le quali è possibile dormire all'interno del bosco, sospesi appunto per un'esperienza diversa, a contatto stretto con la natura, dove ascoltarne i rumori lontano dalla confusione, diciamo, della città, dei centri abitati. Nel Parco regionale dei Colli Euganei sono possibili diversi itinerari in bicicletta, in particolare questo itinerario di colore viola è la E2, un percorso ad anello che abbraccia tutti i colli. In una giornata è possibile quindi riuscire a vederne tutto il comprensorio, ed è un'esperienza che si può realizzare sia con la bici muscolare che con quella a pedalata assistita, lungo circa 65 km di percorrenza. Ne sono presenti vari altri all'interno. Un altro itinerario possibile è quello di visita all'interno del parco, con anche la fermata presso alcune targhe disposte dal Parco Letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei, che ha riportato alcuni testi di poeti che hanno raccontato e amato i Colli Euganei e che hanno scritto qualcosa su di loro, sulle popolazioni che li abitavano, e quindi ancora oggi è possibile risentirne l'eco dopo decenni o secoli dalla loro scrittura. Tra i tanti percorsi
percorsi ufficiali del Parco Regionale dei Colli Euganei c'è anche il sentiero numero 18, quello di Villa Draghi, sopra al punto dove siamo noi in questo momento, ed è un itinerario di circa 5 km e mezzo con 250 metri di dislivello che in un abbraccio fa il giro del Monte Alto e il Monte Trevisan, con punti in particolare di riferimento quali Villa Draghi, ma anche la scoperta di un'antica e piccola cava di perlite, andando a scoprire cos'è questa tipologia di roccia, e di tante piante che si trovano lungo il percorso, la terrazza panoramica e poi il passo del Coyote. Lo sport nei Colli Euganei non si ferma al movimento, ogni attività diventa occasione per fermarsi e vivere i luoghi. Una sosta alla Bazzia di Praglia, ancora abitata dai monaci benedettini, è un'esperienza fuori dal tempo, così come la visita alla casa del Petrarca ad Arquà, uno dei borghi più belli d'Italia. E poi c'è il gusto, i prodotti tipici del territorio raccontano una storia fatta di tradizioni contadine e biodiversità, i vini DOC come il fior d'arancio e il serpino, l'olio extravergine, il miele, le confetture sono perfetti per una pausa rigenerante dopo una giornata tra i sentieri. Il Parco dei Colli Euganei è anche sede di eventi sportivi legati al turismo lento, maratone tra i sentieri, raduni cicloturistici, giornate di trekking guidato e attività outdoor per le scuole. In ogni stagione i colli si trasformano in un laboratorio a cielo aperto per educare al benessere e al rispetto dell'ambiente. Allora certamente, insomma, innanzitutto siamo appunto sempre alla ricerca della sostenibilità. Anche coloro che vengono a praticare gli sport qua, insomma, si immergono, diciamo così, in questo ambiente incontaminato, naturale, e devono anche avere rispetto di questo, e questa qui è la condizione principale, insomma, per l'esercizio anche di queste pratiche sportive. Sicuramente il fatto di essere il 21° sito MAB UNESCO ci darà la possibilità di intervenire nel territorio per ampliare, per migliorare, per riqualificare tante zone, a partire appunto dai numerosissimi percorsi che sono dislocati in tutto il territorio, proprio per far sì che i numerosi visitatori, ospiti e sportivi abbiano una scelta sempre maggiore per praticare questi sport, da dove si può osservare veramente degli angoli di natura spettacolare. Qui lo sport non è mai fine a se stesso, è strumento di scoperta, di relazione, di consapevolezza, è il mezzo per entrare in sintonia con una natura che, pur così vicina alla città, conserva un'anima selvatica e poetica. In fondo, vivere i Colli Euganei vuol dire questo: muoversi lentamente, respirare profondamente e scoprire che la vera meta è il percorso.